Gli attacchi mediatici e soprattutto politici volti a denigrare l'operato dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sono dei fatti gravissimi e inaccettabili. È ormai da mesi che l'ISPRA è sotto pressione affinché cambi orientamento e assuma un atteggiamento, diciamo, più possibilista in merito alla caccia in deroga di uccelli protetti e alla cattura di uccelli con le reti. Due scandali permessi da normative illegittime approvate da alcune amministrazioni regionali come Veneto, Lombardia e Liguria. Queste amministrazioni, in primis la Giunta Zaia, stanno perdendo tutti i contenziosi in sede europea e pertanto hanno pensato di attaccare frontalmente proprio l'Istituto Nazionale incaricato al rilascio dei pareri scientifici e indipendenti in materia di fauna selvatica e caccia. Le parole dell'assessore della Regione Veneto Stival, che ha detto praticamente di voler fare dell'ISPRA il sorvegliato speciale del Consiglio dei Ministri, è una chiara e gravissima minaccia alla sua indipendenza. La verità è che la Regione Veneto, come anche Lombardia e Liguria, dopo aver subito innumerevoli bocciature delle normative sulla caccia in deroga da parte della Corte di Giustizia europea, non sanno più che pesci pigliare e tentano quindi un golpe disperato contro l'ISPRA. Fortunatamente anche in questo caso c'è l'Unione Europea. La Commissione Europea, infatti, in una lettera indirizzata alla Federcaccia il 3 ottobre scorso, ha invitato le regioni italiane a seguire i pareri dell'ISPRA al fine di evitare possibili problemi nell'applicazione della direttiva Uccelli. Per questo motivo, insieme ai colleghi Vittorio Prodi e Cristiana Muscardini, quindi due rappresentanti dei principali gruppi politici del Parlamento europeo, ho appena presentato un'interrogazione parlamentare a Bruxelles per mettere al corrente la Commissione europea di questi gravi attacchi ai danni dell'ISPRA. Avviso chi vuole fare il furbo che vigilerò attentamente affinché nessuno riesca nell'intento di piegare l'ISPRA alla volontà politica della lobby venatoria.